La procura di Treviso ha aperto un fascicolo per far luce sulla morte di Francesco Pugliese, il 32enne di Montebelluna morto nella notte tra venerdì e sabato mentre attendeva di essere visitato al pronto soccorso di Castelfranco. Il reato su cui si indaga è quello di morte come conseguenza di altro reato. Si cerca in particolare chi ha venduto la morfina che Pugliese aveva assunto prima di morire. Al setaccio da parte dei carabinieri le telecamere di sicurezza, forse qualcuno aveva accompagnato l'uomo al pronto soccorso, forse la stessa persona che gli aveva ceduto la morfina, ma a volere giustizia è anche e soprattutto la famiglia della vittima che annuncia una querela nei confronti dell'Ulsotto. I familiari sono convinti che Francesco, trovandosi al pronto soccorso, poteva essere salvato. Invece, dopo aver effettuato l'accesso come codice bianco a luna di notte, è stato trovato morto poco prima delle 7 del mattino. Pugliese era da poco uscito da una comunità e alle spalle aveva un passato difficile. Al pronto soccorso era andato dopo essere caduto con la bicicletta. Non aveva riportato ferite gravi, ma si sentiva comunque male e per questo aveva bisogno di aiuto. A lui in pronto soccorso era stato dato un codice di accesso bianco, ovvero l'ultimo in ordine di priorità. Nel frattempo, i vertici dell'azienda sanitaria, che hanno scelto di non commentare nel dettaglio la vicenda, hanno annunciato la massima collaborazione con gli inquirenti. Altre certezze, intanto, si attendono dall'autopsia che verrà eseguita mercoledì.